Preoccupazione, io spero che alla fine si trovi la quadra. Si sono attivate molte realtà internazionali con questo ruolo di mediazione, di voler fare i mediatori internazionali, e spero vivamente che l'ostinazione e a volte anche la poca lucidità non porti a vedere nascere un nuovo conflitto bellico. Non ne abbiamo bisogno e comunque in generale non li vogliamo vedere. Il presidente Zaia spera nella mediazione per risolvere la crisi in Ucraina. La mossa a sorpresa del presidente russo Putin, che ieri sera durante il discorso alla nazione ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle due autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, ha portato ad un'escalation di tensioni nel cuore dell'Europa. Una situazione in continua evoluzione che non solo la politica ma anche il mondo economico segue con grande apprensione. Le conseguenze su famiglie e imprese potrebbero essere pesantissime. La Germania e l'Italia sono le due maggiori potenze manifatturiere d'Europa e sono quelle che hanno da perdere di più. Sono i paesi anche che maggiormente dipendono dalla Russia in termini energetici, è inutile nasconderlo. Dalle prime sanzioni, quelle di qualche anno fa, hanno avuto un impatto molto importante. Adesso ci stavamo riprendendo e purtroppo si ricade. Oltre che poi a quelle che sono le conseguenze di queste tensioni che vanno a gravare sul caro bolletta. Ucraina e Russia sono due partner commerciali dell'Italia e delle imprese venete cruciali per molti settori. Con la Russia noi esportiamo quasi 1 miliardo di euro come Veneto e con l'Ucraina siamo sull'ordine dei 260 milioni. E più settori sono interessati, cioè dal settore calzaturiero all'abbigliamento, al settore agricolo, al settore del metalmeccanica. Quindi ci sono settori anche strategici per la nostra economia. Che per esempio anche in Russia l'occhialeria vende molto. Io l'altro giorno ero fuori con un grosso imprenditore veneto che mi ha proprio detto: io sono preoccupato perché se succede qualcosa in Russia noi abbiamo grosse produzioni che vanno proprio in Russia. L'aumento di costi di gas ed energia insieme a quelli di materie prime come mais e grano rischiano di gravare anche sul mondo dell'agricoltura. Le sanzioni internazionali che vanno a toccare quello che è un po' il granaio d'Italia potrà anche essere il granaio del mondo, non d'Italia, potrà essere anche assolutamente collegato a dei riflessi sul valore delle materie prime agricole, non ultime le granaglie e le commodities in genere.